lui è morto, là così, vedi là dove che la striscia bianca là. Travolto mentre attraversava la strada dopo essere uscito da una pizzeria dove aveva cenato con un amico. Dramma ieri sera poco dopo le 21 a San Giacomo di Veglia, lungo la statale Alemagna, all'altezza dell'incrocio con via Caldelivera. A perdere la vita Mauro Bena, pensionato di 66 anni, residente a Vittorio Veneto. Ad investirlo una Fiat Punto condotta da un 21enne, anch'egli di Vittorio, risultato negativo all'alcol test. L'incrocio dove si è verificato l'incidente è regolato da semaforo sia per i veicoli che per i pedoni. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'auto in accelerata sarebbe passata nel momento in cui dall'arancione stava per scattare il rosso. Lo stesso parrebbe aver fatto il pensionato, iniziando ad attraversare un attimo prima che scattasse il verde. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al 66enne. I sanitari del SUEM non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.